Si chiude con la prova Gentleman all'1-2 l'MTT Patrick Romano, 2 Dina del Brenta Simone Tinti, 3 Dolce Vita Cola Antonio Vitiello, 4 Diamante Geo Filippo Monti, 5 Dina Val Michela Rossi, in seconda fila 7 di Wigio Matteo Zaccherini, 8 Divine Matley Andrea Venezia. Problemi per Dolce Vita Col e Dina Vald sorprende tutti e va al comando dall'esterno nei confronti di 2 l'MTT, al largo Dina del Brenta, poi Diamante Geo che precede Diwigio e Divine Matley. Dina Vald all'avanguardia a buon ritmo, si porta in scia 2 l'MTT, terza posizione per Dina del Brenta che parcheggia avanti a Diamante Geo, quindi Diwigio e poi Divine Matley. Dopo 300 metri muove al largo Diamante Geo, che si va a portare allo scoperto 29,6 per i primi 400 metri di corsa. La seconda pariglia la va a fare Diwigio. Dina Vald in vantaggio nei confronti di Duel MTT. Diamante Geo che si è preoccupata di avere la destra libera, chiudere alla corda una delle principali rivali che è Dina del Brenta. La sua schiena l'ha presa Diwigio. E ora Dina Vald gradua. Diamante Geo si avvicina spendendo il meno possibile, anche se gli 800 se ne sono andati in uno svelto 59,7. Guida sempre Dina Vald a gran ritmo nei confronti di 2 l'MTT, di fuori sempre Diamante Geo con accanto Dina del Brenta, poi Diwigio e Divine Matley, il chilometro in 1,14,9. Dina Vald in vantaggio, Diamante Geo che prova ad avanzare all'esterno, trascinandosi sempre Diwigio. A 400 metri dalla conclusione si è spenta Dina Vald, che è preda di Diamante Geo, che tende a passare a metà della piegata conclusiva. 2 l'MTT sempre lì in corda, Diwigio che ha perso contatto dalla schiena di Diamante, che ha accelerato di scatto lungo la curva finale. Diamante Geo che entra in netto vantaggio in retta d'arrivo. Diamante Geo che vince come vuole nei confronti di Diwigio, che prende il secondo posto. Al terzo finisce Dina del Brenta, 29,7 a chiudere, 1,14,6 ragguaglio cronometrico. Diamante Geo, Filippo Monti, Cristian Rizzo, i colori della RB Team. Facile assunto in percorso esterno per la figlia di Ready Cash e Rionda Wise. Si è preoccupato solo di avere la destra libera, muovere al largo e lasciare spegnere da sola Dina Vald al comando. È passato e ha vinto facile Filippo Monti, in salchi a Diamante Geo, Cristian Rizzo, la RB Team.